Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti, bentrovati a questo appuntamento voluto dall'Orchestra Sinfonica del Veneto, organizzato in collaborazione, sinergia con il Comune di Chioggia e sostenuto dalla Regione del Veneto. Un concerto del tempo natalizio, un concerto che chiude idealmente il ciclo del Natale, un Natale che per noi è stato entusiasmante, un Natale che abbiamo trascorso proprio i giorni della vigilia di Natale in Vaticano per celebrare, per commemorare insieme alla più grande, nella sede papale, nella città del Vaticano, l'ascesa al cielo, il primo anniversario dell'ascesa al cielo di Papa Benedetto XVI. È stato un bellissimo concerto che noi stasera vi riproponiamo qui, proprio perché anche il rapporto consolidato con la città di Chioggia della nostra orchestra. Ringraziamo e salutiamo stasera il sindaco Mauro Armelao. Grazie sindaco per la tua fiducia, per il tuo sostegno. Ringraziamo la Regione del Veneto, il consigliere Marco Dolfin, consigliere che ci è stato particolarmente vicino in questo tour entusiasmante che è partito, ma ve lo diremo più tardi, è partito a febbraio, anzi è partito a gennaio, il 30 di gennaio, dalla chiusura delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova. Siamo stati in Europa, al Parlamento Europeo, abbiamo chiuso con il Vaticano, in mezzo a una serie di concerti, tra cui uno memorabile proprio qui a Chioggia, in quell'anfiteatro che separa la terraferma dalla laguna. È stato bellissimo, entusiasmante, con la chiappa che si muoveva, figuriamoci suonare così. Ed è bello ritornare qui per il tempo di Natale, in questa festività. Appunto stanotte ci sarà la notte dei magi, la notte dei regali per noi credenti, e per chi non lo è l'avvicinamento alla stagione buona, a questo solstizio che c'è stato, e a questa tradizione non soltanto dei nostri padri, dei nostri nonni, ma anche, diciamo così, alle nostre radici più profonde. E allora noi iniziamo questo programma ringraziando tra l'altro e salutando so che c'è stasera il vicario del Vescovo di Chioggia, Monsignor Simone Zocca, che ringraziamo. E ringraziamo tra l'altro la dottoressa Daniela Gallarini, dirigente del Comune, e la dottoressa Cristina Penzo, appunto, che si è adoperata per la buona riuscita di questa serata. Loro, come vedete, è l'Orchestra Sinfonica del Veneto. Stasera sarà diretta dal maestro Stefano Romani con la partecipazione del tenore Cristian Ricci. E allora ecco a voi, signori, l'Orchestra Sinfonica del Veneto. Nel divertimento di Mozart dirige il maestro Stefano Romani. Buon ascolto.
La melodia è qualcosa di eccezionale perché è stata scritta a 4 mani, ma tra l'una e l'altra, tra 2 mani e l'altra, ci sono 137 anni di distanza. Ave Maria di Charles Gounod, attribuita appunto a lui. E allora ascoltiamola dall'Orchestra Sinfonica del Veneto, dal maestro Romani e dal tenore Christian Ricci. Ve la ricorderete perché è famosissima, perché l'avete già sentita 1 miliardo di volte. E allora l'aria sulla 4ª corda con l'Orchestra Sinfonica del Veneto dirige Stefano Romani. E allora ascoltiamo di William Gomez Ave Maria. Canta il tenore Christian Ricci. Vestites
colonna sonora e da quel pezzo di Ennio Morricone vi proponiamo Gabriel's Oboe, Orchestra Sinfonica del Veneto e con la solista Marta Zesi. L'ascoltiamo dalla nostra orchestra, da Marta Zese come solista e diretta dal maestro Stefano Romani di Astor Piazzolla, Oblivion. All'Orchestra Sinfonica del Veneto questo straordinario intermezzo dall'opera Thais di Jules Massenet.
Noi ascoltiamo questa melodia, l'ascoltiamo dalla voce del tenore Cristian Ricci di Cesar Franca, Panis Angelicus. Cristian Ricci. Maestro Stefano Romani, Joy to the World dei Stile Night.
l'Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta dal maestro Romani e dalla voce del tenore Cristian Ricci. Cantique de Noël. Da Store 23 Intimo e Corredo fino al 5 gennaio trovi la Fiera del Bianco. Favolosi sconti sulle calde trapunte e le eleganti lenzuola, sui soffici plaid e sui morbidi pigiami. Approfitta degli sconti irripetibili alla Fiera del Bianco allo Store 23 Intimo e Corredo, Viale Venezia 3, Sottomarina.